essere. È il giorno della verità sul Mose, a breve la sentenza per gli 8 nomi eccellenti. Giorgio Orsoni rischia 2 anni e 3 mesi e una multa da 1 milione. Matteoli in aura, mai ricevuto 1 euro. Si torna a parlare di malaria in Veneto orientale dopo il caso tragico della piccola Sofia. 3 pazienti africani ricoverati in questi giorni dall'ULSS 4 tranquillizzano, nessun rischio di contagio per la popolazione. La tragedia di Pozzuoli, l'inchiesta si concentra sull'ipotesi che l'area della Solfatara non fosse delimitata. Un video mostra le condizioni del sito prima del dramma. Conegliano, vittima di bullismo, scrive ai compagni di scuola: ho vinto io, ora sono più forte. La lettera di una studentessa quindicenne. Il 22 ottobre si voterà per l'autonomia del Veneto con modalità alternative alla tessera elettorale, lo annuncia la Prefettura di Venezia in una nota, smentendo quanto affermato dalla Regione. A Ponte San Nicolò il parroco apre le porte della scuola anche ai bimbi non vaccinati e dice: la politica ha messo in difficoltà le famiglie. Anche numerosi veneti tra le vittime della banda internazionale di truffatori sgominata dalla Guardia di Finanza di Trento. I responsabili proponevano falsi investimenti su siti di scommesse sportive. Sabato e domenica prossima a Chiampo il raduno triveneto degli alpini, penne nere trevigiane pronte alla partenza, e domenica su Antenna 3 la diretta della sfilata. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. L'avete sentito dai titoli in primo piano, le ore di grande attesa per la sentenza del processo Mose. Siamo appunto in attesa di collegarci con i nostri inviati a Palazzo di Giustizia a Venezia per avere tutti i dettagli. Intanto appunto nell'attesa di collegarci in diretta andiamo avanti con le altre notizie della giornata e parliamo della tragedia che si è verificata a Pozzuoli, nella quale ha perso la vita un'intera famiglia di Meolo. L'inchiesta ora si concentra sull'ipotesi che l'area della Solfatara non fosse delimitata. Infatti c'è anche un video che mostra le condizioni del sito prima del dramma. Vediamo. L'ULSS 4 informa che 3 casi di malaria sono stati registrati nelle ultime 48 ore in Veneto orientale. Il primo ha interessato un quindicenne del Burkina Faso che si è rivolto al pronto soccorso di Portogruaro. Il secondo, a San Donà di Piave, riguarda una persona di origine nigeriana di 33 anni. Entrambi erano rientrati pochi giorni fa dal Burkina Faso, area in cui la malaria è endemica. Il terzo caso è stato registrato in mattinata, ancora una volta al pronto soccorso di San Donà. Si tratta di una persona di 49 anni della Costa d'Avorio, rientrata da un viaggio nel paese d'origine, che già durante il tragitto aveva sviluppato la sintomatologia tipica della malaria. I 3 pazienti sono stati trasferiti in reparti specializzati nella gestione delle malattie infettive. I medici dell'ULSS 4 invitano a non diffondere allarmi ingiustificati. È una cosa che si chiude con il singolo caso, perché l'ha preso nei paesi, diciamo, nella fattispecie nei paesi dell'Africa centrale o del sud-est asiatico, dove questa patologia è endemica. Qui noi non abbiamo il vettore e quindi non si può trasmettere da persona a persona. È una cosa abbastanza normale, spiega ancora la direttrice sanitaria dell'azienda, che se le persone non usano alcune misure di prevenzione quando si recano in zone dove la malaria è endemica, al rientro possono presentare la sintomatologia. Anche come casistica quest'anno siamo anche più bassi rispetto alla casistica abituale. Noi abbiamo in questo territorio ogni anno 5-6 casi di questo tipo, che ovviamente vengono gestiti dal punto di vista clinico per il problema del singolo paziente, ma che non necessitano di altri interventi perché non sono pericolosi per gli altri. Ecco, proprio pochi istanti fa è stata battuta dalle agenzie la sentenza del processo Mose, quindi vediamo insieme l'ex ministro Altero Matteoli è stato condannato a 4 anni di reclusione, oltre 9 milioni e mezzo di euro di multa per corruzione nell'inchiesta Mose. Esce invece illeso dal processo per assoluzione o prescrizione di parte delle vicende ascritte l'ex sindaco Giorgio Orsoni, che era accusato di finanziamento
finanziamento illecito ai partiti, lo ha deciso il Tribunale di Venezia presieduto da Stefano Manduzio. Questa quindi la sentenza del processo Mose. Tra pochissimo torneremo quindi a collegarci con i nostri inviati al Tribunale di Venezia. Avete visto il servizio andato in onda, era quello relativo ai casi di malaria che si sono verificati nel territorio dell'ULSS del Veneto, dell'ULSS 4, che comunque tranquillizza in quanto non ci sarebbero rischi per la popolazione. Ma torniamo appunto ora alla tragedia di Meolo. Il piccolo Alessio, unico superstite, ancora non sa che i genitori non torneranno più, inghiottiti dal cratere della Solfatara di Pozzuoli. Rimane intanto il ricordo della famiglia sorridente con tanti sogni e della mamma Tiziana, che aveva una voce che faceva davvero emozionare. Sentiamo. La sua voce faceva emozionare, il suo sorriso incantava tutti. Mamma Tiziana in questa cover canta WhatsApp delle Four Non Blondes. Così mi sveglio la mattina, dice la canzone, e metto il piede fuori, prendo un respiro profondo e vado veramente in alto. Tiziana cantava in un coro, seguiva i figli nel rugby. Il papà e la mamma avevano deciso di trascorrere una piccola vacanza insieme prima di iniziare un nuovo anno scolastico. In un attimo i sogni e la loro gioia sono stati cancellati, spazzati via. Rimane il piccolo Alessio, 7 anni, unico superstite di una tragedia che non riesce a trovare nemmeno una minima spiegazione. Le finestre della loro casa a Meolo rimangono chiuse, l'auto parcheggiata ed il loro cagnolino è lì che aspetta di vederli tornare. Nulla sarà come prima, anche se molte sono le persone che stanno cercando di aiutare e di dare una mano ai parenti. I compagni di rugby aspettano in campo Alessio, così come l'allenatore, pronto ad aiutarlo ed insieme fare la meta più importante, quella di tornare, se possibile, a vivere. Rimane indelebile il suono della voce di Tiziana, un ricordo per tutti quelli che la conoscevano e la amavano. Ed ora l'inchiesta sulla tragedia di Pozzuoli, che appunto si concentra ora sulle responsabilità e sul fatto che l'area della Solfatara non fosse delimitata. Sentiamo. Ecco qua, la terra che respira, la Solfatara che respira. E qui defluisce l'acqua, evidentemente qua c'è un inghiottitoio, guarda. Chissà quest'acqua dove va a finire. Valla a capire. Sabato 9 settembre scorso, 3 giorni prima del dramma, le voragini aperte dopo l'allagamento della zona della Solfatara di Pozzuoli a causa della pioggia sono chiare in questo video girato da un appassionato e finito su YouTube. Piccoli e grandi crateri anche al di là della recinzione e gente che ci cammina a 2 passi. Uno scenario del tutto simile alla tragedia che si è portata via Massimiliano Carrer, Tiziana Zaramella e il piccolo Lorenzo. È anche da video come questi che la magistratura campana si muove nell'inchiesta per omicidio colposo plurimo, per ora a carico di ignoti, anche se sembra probabile che nelle prossime ore i titolari dell'area privata finiscano nel registro degli indagati. La tragedia ha lasciato il segno e le polemiche sulla sicurezza si stanno facendo sempre più forti. La procura vuole verificare se vi sia stata una inosservanza delle norme di protezione, oppure se l'area fosse stata messa in sicurezza per consentire l'accesso ai visitatori all'unica area vulcanica privata del nostro paese. Era stato fatto tutto il possibile per evitare incidenti? Si è trattato davvero di un'imprudenza di Lorenzo? I parenti, che lo conoscevano come un ragazzo molto giudizioso e prudente, non sono convinti. E se il ragazzino fosse sprofondato in una zona dove tutti camminavano liberamente? Video come questo mettono in evidenza voragini che si erano aperte nel sentiero percorribile dai turisti. E il geologo Franco Ortolani, facendo riferimento alle immagini, ha detto: questa tragedia si poteva evitare con maggiore attenzione, serviva più attenzione e il cratere andava protetto meglio per evitare che qualcuno ci potesse entrare. Sotto accusa anche la totale inesistenza di un sistema di videosorveglianza dell'area e la mancanza di eventuali squadre di soccorritori.
La Regione ha attivato una commissione d'indagine e il presidente Vincenzo De Luca ha ribadito: vorremmo assumere su di noi la responsabilità della vita di questo bambino che è rimasto senza mamma e senza papà. Ci ha colpito la tragedia di un bimbo che resta solo e cercheremo di dargli il sostegno necessario. Restano gravi le condizioni del terzo ragazzo che viaggiava insieme ai due ventenni di Bassano e Marostica, morti nello schianto lungo la Valsugana a San Giorgio in Bosco. È stato sottoposto ad un lungo intervento chirurgico. Sono ancora molto gravi le condizioni del 23enne coinvolto nel tremendo incidente avvenuto lungo la strada regionale Valsugana a San Giorgio in Bosco. La prognosi resta riservata, numerose le fratture in tutto il corpo, saranno cruciali le prossime 72 ore. Nello schianto sono morti i due amici Chiara Maschio e Filippo Miotti. La ragazza studentessa di Bassano del Grappa sarebbe morta sul colpo, mentre Filippo, 23enne di Marostica, sarebbe espirato pochi minuti dopo, mentre i residenti disperati stavano chiamando i soccorsi. Ora si attendono le disposizioni del magistrato, poi si potrà stabilire la data dei funerali che con ogni probabilità verranno celebrati la settimana prossima. Intanto i carabinieri, intervenuti insieme alla polizia stradale, stanno cercando di ricostruire la dinamica del drammatico schianto. Nelle scorse ore è stato ascoltato il conducente del camion di Pollame che si è scontrato con l'auto su cui viaggiavano i tre ragazzi. L'uomo sotto shock non riesce a darsi pace. I residenti di San Giorgio in Bosco hanno detto di aver sentito un botto incredibile, simile ad una bomba. Quando sono usciti in strada hanno allertato subito i soccorsi. Chiara però era già deceduta, Filippo respirava a fatica. Una ragazza sensibile, legata alla famiglia, tra poco doveva tornare a Milano dove studiava psicologia. Filippo invece amava il basket, aveva giocato nel Marostica e da qualche mese lavorava nell'ufficio amministrativo di un hotel. Quindicenne vittima del bullismo scrive ai compagni di classe: ho vinto io, ora sono più forte. La lettera aperta di una studentessa dell'istituto Cerletti di Conegliano pubblicata sul giornalino della scuola. Sentiamo. A tutti voi che nel corso della mia vita vi siete solo impegnati a divertirvi con le mie emozioni, sottolineando i miei difetti anche più nascosti, distruggendomi interiormente senza rendersene conto, voglio dire grazie. Vittima dei bulli in classe prende carta e penna e scrive una toccante lettera aperta pubblicata sul giornalino della scuola che frequenta l'istituto enologico Cerletti di Conegliano. Protagonista una studentessa quindicenne che dopo aver subito le angherie dei bulli fino ad ammalarsi di anoressia è riuscita a confidarsi con i professori e a uscire dall'incubo. Questa pubblicazione di questa lettera è l'atto finale di un processo che l'istituto ha fatto nel momento in cui si è reso conto delle difficoltà che la ragazza stava vivendo per aiutarla a superarle. Questo è proprio l'atto finale, quello con cui questa ragazza ha saputo dire basta, adesso io ho chiuso, ho superato questo momento e credo che non posso che ringraziare anche chi mi ha fatto male, perché in qualche modo sono riuscita ad avere la meglio. E così, dopo un percorso psicologico di aiuto, la giovane vittima di bullismo ha deciso di rendere pubblica la sua sofferenza. Sono stata molto felice di vedere questa lettera pubblicata sul giornalino della scuola, ripeto, con il duplice scopo, quello di buttar via finalmente, gridare, urlare, ridare materia attraverso il linguaggio, attraverso la parola al suo dolore interno e contemporaneamente cercare di far capire agli alunni della scuola, non solo, che danno si può fare a una coetanea, a un coetaneo nel momento in cui si infierisce sulle sue debolezze. E così, nonostante tutta la sofferenza subita, la quindicenne ringrazia chi per tanti lunghissimi mesi le ha reso la vita impossibile e ne spiega il perché al termine della lettera. Sapete perché vi ringrazio? Scrive: perché nonostante tutto la vostra ignoranza mi ha resa più forte e ho sempre mantenuto il sorriso davanti a voi, non lasciandovela vinta. Ecco, siamo ora in grado di collegarci con i nostri inviati a Venezia, Palazzo di Giustizia, dove pochi minuti fa è stata emessa la sentenza nel processo per la corruzione sul Mose. Colleghiamoci quindi subito in diretta con i nostri inviati Ilaria Marchiori e Paolo Sanavio. Ilaria, buonasera.
Sì, buonasera. Come hai già anticipato tu, la sentenza è stata annunciata davvero da pochissimo, siamo appena usciti dall'aula, stiamo parlando del processo Mose, un processo che è durato circa 1 anno e mezzo, tra l'altro con una fase preliminare molto breve, ci dicevano proprio poco fa alcuni degli avvocati. Ebbene, ora vi leggo la sentenza che è arrivata. Il dispositivo è stato letto dal presidente del collegio dei giudici Manduzio. 8 gli imputati. Giorgio Orsoni, l'ex sindaco di Venezia, è stato assolto, il reato è andato in prescrizione. Amalia Sartori, l'ex eurodeputata, assolta. L'imprenditore Erasmo V è stato condannato a 4 anni, mentre l'ex ministro Altero Matteoli è condannato a 4 anni e interdetto dai pubblici uffici per 5 anni. Ancora è stato assolto anche l'architetto Danilo Turato e l'ex presidente del magistrato alle acque Maria Giovanna Piva, che tra l'altro era anche in aula ma non ha potuto rilasciare alcuna dichiarazione sotto suggerimento del suo legale. L'imprenditore Nicola Falconi, condannato invece a 2 anni e 2 mesi con impossibilità di contrattare la pubblica amministrazione, e infine il dirigente Corrado Crialese, che è stato condannato ad 1 anno e 10 mesi. Questa la sentenza che arriva dopo 1 anno e mezzo di processo qui al Tribunale. In aula c'erano anche alcuni rappresentanti del comitato No Grandi Navi e anche dei No Global, che naturalmente al termine della lettura si sono scontrati con alcuni dei presenti e anche con i legali. Naturalmente ve ne renderemo conto poi nel corso dei nostri telegiornali. Per il momento da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Ecco, grazie Ilaria, naturalmente continuate a lavorare raccogliendo quelle che sono le reazioni a caldo rispetto a questa sentenza, per alcuni versi sicuramente in attesa. Ne parleremo nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale, tra poco il TG di Venezia alle 19 con nuovi collegamenti in diretta appunto dal Palazzo di Giustizia. Noi proseguiamo con la cronaca parlando di vaccini, con il caso che si è verificato nel Padovano, dove le scuole materne parrocchiali, in alcune scuole materne parrocchiali, i parroci stanno appunto sfidando la legge, accogliendo anche i bambini non vaccinati. Sentiamo. Ci penseranno gli angeli custodi, ai quali è intitolata la materna parrocchiale di Ponte San Nicolò, a far stare sempre bene i bimbi dell'asilo. Lo garantisce, pur nella sua terrena provvisorietà, il parroco Don Rino Pittarello, che all'inizio di quest'anno scolastico, per senso pratico e per salvare le famiglie dalla burocrazia, dice, ha deciso di accogliere nell'asilo parrocchiale tutti i bambini iscritti, vaccinati e no, nonostante le indicazioni della diocesi di Padova di attenersi alla legge. Sì, intanto accogliamo tutti, ma io voglio che siano vaccinati per una questione, sia ben chiaro. Io contesto solamente questa decisione di obbligare tutti nell'arco di 2 o 3 giorni a trovare certificati, fare autocertificazioni, mettere a disagio le famiglie. I politici non sanno o non vogliono sapere, aggiunge Don Pittarello, quanto sia faticoso e costoso per una coppia di genitori perdere tempo in uffici, code, timbri, autocertificazioni. Alla materna Angeli Custodi la documentazione è tutta in ordine, assicura il parroco, che al momento non avrebbe ancora ricevuto nessuna chiamata dalla diocesi di Padova. L'ufficio diocesano che pensi per i fatti suoi, perché io non ho ricevuto nessun documento dall'ufficio diocesano. Ho letto oggi sui giornali che c'è un documento. Allora questi o li fanno conoscere, che a me non sono arrivati, poi mi arriva la lettera dal vescovo, magari altri pensieri da tirare fuori al vescovo. E nel primo pomeriggio l'ufficio pastorale dell'educazione della scuola della diocesi di Padova ha incontrato i parroci legali rappresentanti delle scuole paritarie, che sembra non si siano ancora attenuti alla normativa e che hanno il dovere di rispondere alla legislazione scolastica nazionale. Il tutto, dice l'ufficio vescovile, pur mantenendo uno stile di dialogo e confronto con le famiglie dissenzienti e con le istituzioni del territorio deputate a rendere operativa la legge e a tutelare la sanità pubblica.
Il 22 ottobre si voterà per l'autonomia del Veneto con modalità alternative alla tessera elettorale. Lo annuncia la Prefettura di Venezia in una nota, smentendo quanto affermato pochi giorni fa dalla Regione in data odierna. Scrivono in una nota da Cacorner: si è riunito l'organismo di raccordo previsto dall'intesa stipulata lo scorso 5 settembre tra la Giunta regionale e i prefetti della Regione. Tale organismo ha affrontato le problematiche connesse all'ammissione all'esercizio del voto attraverso modalità alternative alla tessera elettorale. Gli elettori potranno dunque esercitare il proprio diritto di voto muniti di solo regolare documento di identità da presentare all'ufficio elettorale della propria sezione. Ed ora il tentato omicidio di Oderzo. Il giudice ha infatti scarcerato Daniele Gobbo, accusato di avere accoltellato il figlio Allison. Ora si trova agli arresti domiciliari. Sentiamo. Prima lo schiaffo alla madre, poi le mani attorno al collo del padre. Completamente ubriaco lo avrebbe sollevato di peso facendolo poi cadere a terra. A quel punto, come estrema difesa, Daniele Gobbo ha afferrato il coltello colpendo Allison all'addome. È la ricostruzione fornita stamattina al giudice da Daniele Gobbo, il 60enne di Oderzo accusato del tentato omicidio del figlio 24enne. L'udienza di convalida in carcere alla presenza dell'avvocato difensore Barbara Camerin. Malgrado il PM avesse chiesto la conferma della custodia in cella, il GIP ne ha disposto i domiciliari. Ha accolto il fatto che la reazione del signor Gobbo fosse di difesa rispetto a una condotta del figlio. Dopodiché solo quando il figlio verrà sentito in via dagli inquirenti avremo quella che è la versione definitiva di come sono andati i fatti. Già dal pomeriggio il ferroviere in pensione ha lasciato Santabona per raggiungere l'abitazione della madre, dove il giudice ha disposto che possa anche ricevere visite e mantenere i rapporti con l'esterno. Gobbo è profondamente sconvolto per l'accaduto, continua a chiedere del figlio con cui i rapporti sono molto difficili da anni. Il 24enne su Facebook e ai nostri microfoni aveva già detto di averlo perdonato. Ho capito che l'ha fatto per fermarmi e non per farmi del male. L'ha fatto per fermarmi e quindi non potrei mai colpevolizzarlo, mai e poi mai. Se potessi vederlo gli direi che gli voglio un bene dell'anima. Tutto qui gli direi che comunque per me non cambia nulla quello che è successo. Il papà ha inevitabilmente pianto perché lui dice che nonostante tutto quello che è successo lui vuole la riconciliazione col figlio e spera che questo episodio possa concludersi al più presto e si possa arrivare a ricomporre la famiglia, quello che è stato anche l'appello di Allison ai giornali. E di nuovo sul social ha postato poche ore fa una foto di lui e dei suoi genitori aggiungendo: cammineremo sempre assieme, sempre. Anche numerosi veneti tra le vittime della banda internazionale di truffatori sgominata dalla Guardia di Finanza di Trento. I responsabili proponevano falsi investimenti su siti di scommesse sportive, sequestrati nell'operazione denominata Good Sense, beni per un valore di 2.400.000 euro. I finanzieri hanno trovato 77 persone raggirate tra Trentino Alto Adige, Veneto, Lombardia, Emilia, albergatori, ristoratori, commercianti, ingegneri, dipendenti di imprese edili, ma anche estetiste, parrucchiere, promotori finanziari, tutti convinti in buona fede di fare un buon affare. Appunto, l'ideatore del raggiro, secondo le indagini, è un distinto signore di nazionalità portoghese che appunto è stato scoperto dalla Guardia di Finanza. Morta a 9 mesi, ad un anno di distanza, la procura accusa di omicidio il cugino. La neonata non sarebbe morta per un rigurgito, ma dopo essere stata scossa e sbattuta contro il muro. Sentiamo. È stata scossa con violenza e sbattuta contro il muro, così sarebbe morta la piccola di 9 mesi di San Martino di Lupari, che era finita in terapia intensiva neonatale all'ospedale di Padova per le conseguenze apparenti di un rigurgito di latte. La vicenda risale al settembre del 2016. La piccola era stata portata in ospedale con il sospetto che il rigurgito avesse provocato l'arresto cardiaco.
Sul suo corpo però c'erano dei lividi sospetti su schiena e torace. La piccola, dopo 29 giorni, era morta. Il pubblico ministero aveva deciso di aprire un'inchiesta e dopo un anno di lavoro il cugino di 26 anni, a cui la bimba era stata affidata il giorno della tragedia, è stato accusato di omicidio volontario con l'aggravante di aver commesso quel delitto contro un minore e con abuso di relazioni domestiche. Il ragazzo sarebbe stato intercettato mentre al telefono raccontava tutto alla madre della neonata. Ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco. E rieccoci in studio con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Andiamo ora a Chiampo perché sabato e domenica prossima si terrà il raduno Triveneto degli Alpini, penne nere trevigiane pronte alla partenza e domenica su Antenna 3 la diretta della sfilata. Vediamo. Guardiamo alle belle pagine di sorriso, alle belle pagine di canti e di manate sulle spalle. Grande attesa anche nella Marca per il raduno Triveneto delle penne nere in Val di Chiampo. Galvanizzati dal grande successo della Dunata Nazionale a Treviso, gli alpini trevigiani si stanno organizzando per partecipare numerosi a questo appuntamento sabato 16 e domenica 17 settembre. Particolarmente numeroso il gruppo vittoriese, oltre 350 gli alpini della sezione ANA di Vittorio Veneto, guidati dal presidente Francesco Introvigne, in partenza per la Dunata che precede il grande raduno del centenario che l'anno prossimo sarà ospitato proprio dalla città della Vittoria. Pullman, camper e auto e l'immancabile reparto Salmerie sono quindi pronti a partire dalla Marca alla volta della provincia di Vicenza per partecipare all'evento clou della manifestazione, la sfilata al termine della quale ci sarà il tradizionale passaggio della stecca da Chiampo a Vittorio Veneto. Intanto la Val di Chiampo si prepara alla pacifica invasione per un raduno un po' insolito, almeno per la stagione, l'autunno, visto che precedentemente il Triveneto festeggiava nel mese di giugno. Certo l'entusiasmo, come sempre quando si parla di penne nere, non manca e la vallata vicentina apre le braccia nell'accogliere gli alpini e lo spirito che questo corpo rappresenta. Ed Antenna 3 seguirà questo evento con una lunga diretta domenica mattina a partire dalle 9, così tutti coloro che non potranno essere fisicamente presenti domenica a Chiampo avranno la possibilità di seguire in TV tutta la sfilata. Ed è tutto per questa edizione, ci salutiamo come sempre con il nostro meteo, a tutti una buona serata, arrivederci. Condizioni ancora di spiccata instabilità sul nostro territorio, vediamo dove pioverà con l'aiuto della grafica. Sul Veneto al mattino locali rovesci e temporali sulle aree orientali, specie di pianura, meglio altrove. Nel pomeriggio e soprattutto la sera nubi in aumento su tutti i settori con rovesci e temporali sparsi. Temperature massime sui 17-22 gradi, minime attese tra 12 e 17 gradi circa. Che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia? Tempo più soleggiato al mattino, peggiora nel pomeriggio e la sera con l'arrivo di rovesci e temporali sparsi alternati comunque ad ampie schiarite soleggiate. Temperature massime sui 18-22 gradi, minime attese tra 14 e 18 gradi circa. E concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche in questo caso tempo migliore al mattino, nel corso del pomeriggio e della sera rovesci e temporali dapprima sul Trentino, poi verso l'Alto Adige, fenomeni anche forti sul centro-ovest trentino. Temperature massime sui 20 gradi, minime attese tra 8 e 10 gradi circa. Il mare sarà generalmente mosso, i venti invece si presenteranno moderati e sudorientali. Dal meteo è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.